Venezia esclusa dai primi 50 porti crocieristici del Mediterraneo e dalla top 10 italiana, in cui fino al 2019 era al secondo posto dopo Civitavecchia, nel 2021 al 16°. Si è fatta la scelta forte di eliminare il traffico dalla Giudecca, ma non si sono gestite le conseguenze, ha commentato il direttore di Clia Italia Galietti, in audizione alla Commissione Infrastrutture del Senato, spiegando la situazione che si è venuta a creare. Su Venezia, ha detto, si è registrata la decisione di eliminare il traffico dalla Giudecca e nel breve termine di fare ricorso ad accosti diffusi, soluzione temporanea che però non può durare a lungo. Noi vediamo un calo drastico nel traffico. I dati non sono affatto confortanti. Nel 2019 Venezia aveva totalizzato 497 navi e 1,6 milioni di passeggeri. Nel 2020 10 navi e 5.653 passeggeri, tutti nelle prime settimane. Nel 2021 33 navi, 29.115 passeggeri e per il 2022 sono previste tra le 130 e le 135 navi, per lo più a Marghera e Fusina.